andare sopra qua al monte, cosa sei? Monte, non mi ricordo, Monte Gogolì. Cogolin. Ci sono c'è una residence di case che si chiama Ah, ho capito. Ma quanta strada è per arrivare sopra? 100 metri. Quanto? 100 metri. Ah, 100 metri già sopra sei. Sì, si può andare su. Facciamo un attimo anche questo qui, 2 minuti, poi andiamo via. Vedete, Monte Congolin, comune di Congo, area riservata al centro residenziale La Liette ristorante. Vedete che sono 100 metri. Vediamo, nel bosco c'è ancora la neve, vedete? Guardate che panorama meraviglioso. Guardate che panorama meraviglioso. Qui arriviamo a 1200, Guardate che panorama, che meraviglia. Siamo arrivati sopra.
Guardate che meraviglia da qua sopra. Bello bello, dai. Però camminando non senti il freddo, eh. Le mani sì, perché ho la telecamera. Abbiamo una compagnia che hanno dei bellissimi cagnolini. Signori, si va giù adesso da qua. Da qui si va giù. E il punto più alto è quello che sono arrivato su io. Ah, che residenziale qua. È il punto più alto. Del Monte Cogolin, sì. Siamo a quanto? 1200? 1200 più o meno, sì. Ecco. Bello. Vedete? Qua abbiamo un bel piazzale, vedete? Bello bello. Siamo arrivati sopra. Residenza A, residenza CB e residenza RS. Siamo proprio sopra. Alla mia sinistra c'è un bel parco, giochi per i bambini, che potete venire con la famiglia. Sapete voi se in estate qui affittano? Su quella zona qua? Sì. Affittano, grazie. Bella, bella. Bello veramente. Vedete? Bello, bello. Vedete il parco giochi dei bambini? Guardate che meraviglia. Ci sono anche delle panchine che potete fare un picnic. Bello, bello, dai. Qua c'è anche una chiesa. Qua hanno fatto il presepe. Guardate che meraviglia. Questa è la chiesa.
chiesetta delle Laite, dedicata a Maria Assunta in cielo, 15 agosto del 2012. L'hanno fatta. Guardate che panorama. Qui abbiamo il parco giochi di bambini. Bella, bella, dai. È bello veramente, eh? Sì, questa è un'altra residenza, vedete? Residenza C. Ah, un bel posto da venire d'estate qui, eh? Eh sì. Vedete macchine. Bello bello, dai. E qui abbiamo il bosco con la neve, vedete? Sempre la chiesetta, vedete? E anche una bella giornata, si vede abbastanza bene, anche se non è proprio limpida limpida. Guardate che posto meraviglioso, eh? Eh sì. Ah, che panorama da qua sopra, che bello! Vedete, ci sono i tavoli per fare i picnic. Bello veramente. Guardate che panorama da qua sopra, che meraviglia. Qua fanno la roba ai ferri, che meraviglia, oh.
Vedete? Qua fanno la roba ai ferri. Guardate che panorama meraviglioso da qua sopra. Francesco, ammira te con tutta la tua famiglia sto panorama del monte Cingolin. Siamo sopra i 1200. Ci sono anche delle panchine, vedete, che potete sedervi e ammirare. Una meraviglia qui, eh sì, una meraviglia. È bello da qua sopra ammirare, signori? Sì, sì. Bello veramente. La prima volta io che vengo. Sì, sì. Perché sono andato all'agriturismo, le porte qua, giù, e sono venuto sopra qui. È veramente bello, un bel panorama che merita. Vedete? Bello, bello, dai. E anche la giornata è abbastanza bella. E vado giù di qua io, che faccio prima. Ecco, così abbiamo tagliato tutto. Sono giù, andiamo giù piano, che non cadiamo. Guarda foglie che c'è. Camminiamo in parte così. Ecco qua. Quella è la chiesetta e noi ritorniamo indietro. Bello veramente. Ho fatto anche presto a farvi vedere. Davvero un panorama meraviglioso. Vedete, la signora fa la sua bella passeggiata. Panorama molto bello. Bello, bello, dai. Che panorama meraviglioso, eh? Ancora un abbraccio forte a Francesco Marchiori da Verona, un amico super speciale con tutta la famiglia, tutti voi numeri uno, vi voglio bene, e con tutti i miei amici che mi seguono. Salve, un bel panorama veramente bello. Salve. Salve. Abbiamo anche uno in bici, che lo salutiamo. Bravo, bravo, da dove viene lei? Da
Da Cittadella? Fin qua si arriva, bravo, bravo! Bravo, bravo! Guardate che panorama! Adesso mi avvicino a questa signora con due cagnolini meravigliosi. Belli, belli.